Salute e benvenidos a un'altra puntata del Noesis Filosofia in Sardu. S'argomento che trattiamo oggi pertocca da su cammino che siamo facendo relativo a sa filosofia contemporanea. Oggi passiamo in rassegna battoro personalità, se potremmo narrare, della dibatta contemporanea, e sta a narrare Remo Bodei, Massimo Cacciari, Maurizio Ferraris e Paolo Flores d'Arcais. In maniera particolare vidimos sa polemica o su carteggio, come è ben definito, entre Flores d'Arcais e Ferraris sopra una dibatta, un argomento sopra la visione di questo mondo che questo duoso filosofo ottenene di fattisi. Partimos da una delle figure di sicuro più di importo del panorama filosofico non solo italiano ma vinzas internazionale, che è Remo Bodei. Noi tenimos sa fortuna, oramai Remo Bodei è molto da pago in sud amizza de che noi, ma è un filosofo sardo che è nascido in Casteddu in su 1938 e molto in Pisa in sua amizza de che noi, ha frequentato sul liceo Siotto in Casteddu e si è laureato in Pisa, perfezionando la formazione sua in Germania, in si specifico in Tubinga e Friburgo, e appunto in si scuola normale superiore di Pisa. In Germania ha seguito a lezioni di Ernst Bloch e Karl Lovit. È stato professore di storia della filosofia estetica in si scuola normale superiore e in Università di Pisa, e appustisi professore di filosofia in Università della California in Los Angeles, in cui attento come collega Richard Rorty. Dunque una personalità di sicuro internazionale che ha costituito di sicuro un tassello di fondamento in su panorama filosofico italiano, europeo e narimoso finzas americano, che ha insegnato proprio in Stati Uniti. Si interessò è concentrato sulla filosofia classica tedesca e massimamente l'idealismo. Dunque, quando vediamo di Remo Bodei, vediamo di uno dei suoi sprusi importanti filosofi, traduttori di metas operas che pertoccano all'idealismo tedesco, ma vinzas si è occupato di estetica e di suo penso utopico. Si è occupato del marxismo eterodosso di Ernst Bloch e del penso del francoforteso come Adorno e Benjamin. Persone fine e raffinata in sal maniera ischia ad essere ironico, ma una ironia potremmo narrare garbata, garbosa. Dunque, finza a livello personale fu di una persona affabile. Ha scritto un metasopera, sa Brurreghente, pubblicata in Sudomizza de che noi sanno desa molte, este dominio e sottomissione, schiavi animali, macchine, intelligenza artificiale. Un altro libro di interesse umano pubblicato in Sudomizza Kim e dunque medasanno saoe, este una scintilla di fuoco, invito alla filosofia, un libro gusto che pone sul lettore in relata con calincunos de sos temas principales affrontados de questa materia, che è proprio la filosofia. L'ho fatto a bere finza in camera questo libro, che è un libro veramente di interesse, pochi per la prima volta si chiede accostare a sa filosofia. È un libro non per specialista, è un libro finza per noi esperti di filosofia, che chiede comprendere qualche cosa e si tratta in maniera meda lineare i testi della filosofia, proprio tornando a proporre questa chiesta frase di Platone contenuta in sa lettera settima. La filosofia non è una disciplina che sia lecito insegnare, torna da Zucchere proprio questa frase in sa parte introduttiva del suo testo. Non sia lecito insegnare come le altre, solo dopo una lunga frequentazione e convivenza col suo contenuto essa si manifesta nell'anima come una luce che subitamente si accende da una scintilla di fuoco per nutrirsi di se stessa. Dunque, deo la po pronunciare
pronunziata in italiano come fidele a originale di sudestu, ma possiamo narrare che proprio Bodei è una delle personalità de sicuro più importante. Si devono narrare due cose su isso, devo potendo la fortuna vinza in università di assistere a un seminario che su attento e poi a potendo vinza in scuola, in sul liceo, un professore che ha dato un esame vinza con Remo Bodei, dunque non ha potendo la fortuna di mi accostare a isso in maniera diretta, però è stato di sicuro un riferimento vinza in sa formazione mia culturale. E un altro filosofo che meresse attento è Massimo Cacciari, che è una personalità che plus o manco tutto conosciamo, oltre a essere filosofo è stato politico, sindaco di Venezia, e poi un attivista dal suo punto di vista politico, da giovane, però è ammentato soprattutto può essere un filosofo e in questo ultimo tempo mescamente può essere un opinionista politico e finza un vago polemista in televisione. Ma Massimo Cacciari nasce nel 1944, si è laureato in Università di Padua con una tesi sopra la critica del giudizio di Immanuel Kant. Sa chirca filosofica de Cacciari le ha cominciato dal studio del penso negativo antidialettico intre Schopenhauer e Nietzsche, de su quale analizzata solligamene con sa cultura letteraria, artistica e scientifica di su primo Ottocento. S'approfondimento di Nietzsche e Heidegger l'azzuto a tornare a considerare la storia intre desa metafisica e del suo stesso paradigma interpretativo di Heidegger. In suo ultimo straballo suo, sa problematica filosofica sia unidi a gussa teologica, secondo una linea che si può definire di tornare a visitare in maniera critica sa tradizione platonica. Pro la narrare a sa maniera di Heidegger, su problema può essere sintetizzato gasi, Heidegger narra pensare in un'età in sa quale sa filosofia pare de specializzata in maniera definitiva in ambitos particulares. In sopra intitolata Dell'inizio, che è un'opera del 1990, ducasa proprio questa opera sua teoretica prusu de importu, declara già in suo titolo la volontà di voltare sa gara a gussu cumenzu, che è su problema del su pensu filosofico. In quest'opera su compito di su pensare, questo chiede il cramaia da su traballo di su concetto, esposto no prusu in maniera dialettica, come intensia dialettica desessenza de Hegel, ma nemmanco come baricamento. De nasce di una filosofia negativa sia cramata che una filosofia negativa sia cramata a tornare a proporre una derivazione platonica, Proclo, Damasio, Scotoriugena, Eckhart, Cusano, Schelling, produendo quasi una rugradura, sta a narrare un incrocio, si viene a narrare in italiano, intre filosofia e teologia. In sopra intitolata poi della cosa ultima, che è un'opera di Suduamizza Battero, opera che accumpri di su sistema de Cacciari, sa domanda di fondo è quale cosa lea ad in ultimus anima appostisi desi essere abelta promedio desaffanno a saghilca de sé? Appostisi de aver indagato in geofilosofia dell'Europa e in s'arcipelago, questa sa dos iscrittos, sa pluralità des raginas culturales presentes in su paesaggio europeo, s'attento de Cacciari torna da si voltare a gussu cumenzu. In italiano si deve narrare il cominciamento, questo è su termine che su impreada, che è su problema filosofico de fondamento. Sa cosa ultima, dunque, este su cumenzu, e sta a narrare s'infinidade matessi de sa cosa in sa inalienabile singularidade e unicidade, chi non potete iscuricare. Solo le ande de sa cosa ultima, toccandende s'essenza divina narradissus animas, espressa da sa propria, unica, possibile libertate. E su vaghere filosofia si manifesta da duncasa prosughi sempre e un'altra volta galo di ade per essere movimento de liberazione.
È chiaro che finza sia può bodei ma può cacciare pure, sos approfondimenti devono essere di obbligo, però in questa sede mi interessaria da proprio ponere a attento due personalità contemporanee, ammontamos a giornale che bodei è molto da vago, cacciare è in plena attività, però è chiaro che tutto questo sommeleto è fin al bello a bere l'evoluzione di tutto il penso filosofico di noi gentos e dei primos anni di sua duamizza come este evolviu e quali sono le tematiche di fondo che l'hanno caratterizzato. Venimo a un altro filosofo che stimo meda, che è Maurizio Ferraris. Nascido è più giovane, nascido in 1956, è ancora in attività, è professore ordinario di filosofia teoretica in Università di Torino, in cui dirigidi su LabOnt, Laboratorio di Ontologia. È proprio questo acronimo, è un'abbreviazione proprio del Laboratorio di Ontologia, che su dirigidi in ambito teoretico allegato su nome a sari proposizione desestetica come teoria della sensibilità, ma vinzas a una ontologia sociale intesa come ontologia del documento, documentalità e a un baricamento del postmodernismo promedio della proposta di un realismo nuovo. A questo proposito, sono due os testos che ho fatto abbiere. Uno è l'opera, chiamiamo già ido, di Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna, rapporto sul sapere, che è un classico della filosofia, che è un vago manifesto del postmodernismo. Amentamos ultras a Lyotard, vinzas a Gianni Vattimo, è uno dei autori di fondamento di questa corrente, di questo indirizzo filosofico. Ma poi l'opera che Bruso ha suscitato a molbido a mosabire polemicas e finzas agradecimento, di sicuro è Maurizio Ferraris, sopra sempre de Ferraris, manifesto del nuovo realismo, in cui si può dire già da sa copertina, in cui su postmodernismo è in qualche maniera accantonato e si aggira da un spettro posi Europa che è questo del surrealismo nuovo proposto proprio da Maurizio Ferraris. Henning Kluwer, in su Drese de Bennalzo, di sua amica Battoldi, in su giornale Süddeutsche Zeitung, che è un giornale tedesco, itenara da questo giornalista un spettro in Ghiriada e non solo in Europa, si spettro del surrealismo nuovo, proprio fa un articolo di importo dettagliato su questa proposta filosofica di Ferraris. Come ti scrive Roberto Esposito in su giornale Repubblica, sadesi proposta dai Ferraris è di muovere in direzione conforma a sa prospettiva postmoderna che affirma da su primato desinterpretazione supra sul fatto. Non esistono i fatti, sonara su postmoderno, sonarana, ma solo interpretazione. Se dunque su mondo deve essere reinterpretato. Vediamo che finza a Jacques Derrida, su filosofo francese, su babbo del decostruzionismo, che era di decostruire tutta la realtà che esiste può narrare tutto su che esiste vato in so secolo occolato, però il suo è tutto narra che una decostruzione deve tornare a seguire su frai, questa narrare tornare a fraigare qualche cosa di nuovo. In su 2002 come abbiamo appena detto, pubblica da questo manifesto del nuovo realismo che si configura come un progetto filosofico del baricamento del postmoderno e che appustisi ad essere voltato in prolimbasa, proprio a dimostrazione dell'importo umano che ha da dentro questa opera di Ferraris in sa dibatta contemporanea.
Mi pare da doveroso a fare una puntata sopra di gusto, a su manco trattare in maniera metasintetica, ma spero efficace, gusto che è un vago questa schisuno as problematicas attuales, ma in sono medas atteras, ad ecologismo, a medas atteras a filosofias chi meledos filosoficos che sono motivo de dibatta, ma uno dei plus incisivos di sicuro è questo de Ferraris che ha determinato proprio questa dibatta meda importante. Ducas issu che de barigare su postmodernismo, su postmoderno e appustisi diciamo che in quest'opera Ferraris anda contra a tutto quessas filosofias di suno igentos che hanno una imprenta anti-realista. Pensamos a sermeneutica, suggiamento vado postmodernismo, pronde mentuare duas, finza samate sermeneutica este posta in duda, in dibatta da Ferraris. Se espressata realismo no este però de Ferraris, esistia già su New Realism un movimento post-idealista desos primos annos de suno igentos. Ma ne manca un indirizzo filosofico dislindato, sta a narrare specifico, né una quine de bensu, ma in maniera simple che deve essere esa fotografia de un stato de cosas. Ferraris a su comienzo de su libro afferma che in su corso de sus ultimos 20 annos ha elaborato una visione differente e originale con forma a sermeneutica. Abbiamo già nato i test sermeneutiche, sta a narrare si scienza disinterpretazione. Gadamer, uno prodotto su chi è uno dei esponenti sprulmannos o de sermeneutica. Isu di fatti ha lasciato questa posizione filosofica, dunque Ferraris ha lasciato a una banda sermeneutica per proporre una estetica come teoria della sensibilità, come abbiamo già nato, e una ontologia naturale come teoria della inemendabilità e sta a narrare de su che non si può correggere. E infine una ontologia sociale come teoria della documentalità, sta a narrare de su che abbarra a livello documentale. Pro Ferraris ogni filosofia si deve confrontare con sa realidad e ogni decostruzione se ne torrare a fregare este irresponsabilità. Dunque a su momento decostruttivo una radice deve seguire sul momento de tornare a fregare un'altra visione. Isu contesta da dual dogmas a sa postmodernidade. Chi dota sa realidad sia fregata socialmente e manipolabile in maniera infinita. Su postmoderno entra in filosofia con suo libro Essidu, l'amos già ido, in su 1979 del suo filosofo francese Lyotard, La condition postmoderne, che fa edda da desacabo desas ideologias. Sa che Lyotard crama da Grand Récit, andiamo già dato di questo buru, conto il mannoso, grandi racconti o narrazioni, si può voltare in italiano. E poi è chiaro che gusta sa tre grandi mannos o nadimoso contos, gusta sa Grand Récit e su illuminismo, idealismo e su marxismo. Sa coinè postmoderna potete essere sintetizzata con tre paraulas a craes. La prima è ironizzazione, e sta a narrare le aree seriamente, sa teorias è una forma di dogmatismo. Su postmoderno si introduita desal virgulettas in filosofia, verità diventa da veridade, intres al virgulettas, realtà diventa da realidade, e gasi a seguire. Ogni cosa è virgulettata. A sa base di questa virgulettazione di su mondo beste sadesi, secondo Usagales, o sconto il mannoso desa modernidade o soggettivismo antico sia una saccaglione de subeu su dogmatismo. Sal virgulettas sono simili a sepoche de Husserl, nos amentamos quando Husserl ponia da su mondo in tresas parentesi, a sa sospensione del su giudizio, a sepoche fenomenologica, come bene definita, a summonere entre parentesi l'esistenza de sos oggettos leados in esame pro lo scollire in sa dimensione pura issoro de
fenomenos. Questo fu proprio su punto de fundamento della fenomenologia. Secondo os postmodernos, noi non tenimos mai a te vagare con sas cosas in issas amatessi, la cosa in sé, come di Kant, ma sempre con fenomenos mediados, distortos, improprios e duncas virgulettabiles, de ponere proprio intre gustas virgulettas. Duncas questa è sa prima, su primo livello, sa comunità postmoderna faghe proprio questa operazione. E la seconda è la desublimazione, sta narra l'idea che su disizio costituisce una forma di emancipazione, proite a ragione intelletto su una forma di dominio. Sa de oggettivazione, su punto 3, è assunto prosugale, non bisogna fatto, ma solo interpretazione. Soggettività, sa realtà, sa verità siano un male e che ignoranza sia da una cosa ona. Su postmodernismo, pro Ferrarisi, si è rivelato un antirealismo magico, come lo definì, una dottrina che attribuisce a sé spirito un dominio incontrastato sopra su corso del mondo, e se contra a questo spirito che con sa voltata del suo secolo si è fatto innanzi sul realismo proprio. Si tratta da detorrare a legittimare in filosofia, in politica e in sovvitiano a una nozione che in suo postmoderno è stata considerata una ingenuità filosofica e una manifestazione del conservatorismo politico che si appellare a sa realtà in edades legate a galo a si slogan s'immaginazione a sul poderio paria da commente su disizio che non mudaia nuda commente accettare su mondo gasi commente este. Surrealismo no, dunque, è una mutatura che ha investito la cultura filosofica contemporanea e che si è declinata in medasa maneras. Innanzi di tutto tocca da sottolineare su fatto che con surrealismo si sia tornato a considerare l'estetica non come una filosofia disillusione, ma come una filosofia della percezione. Dunque l'estetica va in riferimento proprio a questa percezione. Un altro elemento di significato della mutatura realistica è voltata in senso ontologico, tanto in ambito analitico quanto in ambito continentale, si è assistito a un tornare a proporre una ontologia come in scienza dell'essere, della molteplicità dei soggetti che costituiscono un ambito di analisi che non è subordinato in maniera necessaria a sa scienza della natura. La concezione del surrealismo che Ferrari ha sviluppato in questi ultimi 20 anni si può resumere con 3 parole sacrae che sono ontologia, critica e illuminismo. Partiamo da ontologia. Ontologia è teste su mondo, ad a legge suasa e al fare rispettare. Savadina des postmodernos est della confondere ontologia con epistemologia. Intre su chi beste e su chi schimoso sopra su chi beste. Seconda cosa, critica. Sos postmodernos sostengono che s'averiguare la realtà consiste in su fatto di accettare il stato de cosas che bisogno. Surrealismo è la premissa della critica, mentre il surrealismo è connaturata sa remissività, sa paristoria che si conta da sospizzinnos poi te si trommana. Sai 3. Illuminismo. Habermas 30 anni fa bidia in suo postmoderno un'onda anti-illuminista. Sa sabidoria invece di desiligare a s'emancipazione si presenta come una ina de zerarchia. Questo anti-illuminismo è su rifiuto dell'idea di progresso e della vita in suo collegamento tra sabidoria e emancipazione. Surrealista non si prima da narrare che la realtà esiste. Sostenere una tesi che i costruzionistas annegano e sta a narrare che non è vero che essere e sabidoria sono equivalentes. È chiaro che noi non rapportiamo a su mondo per medio dei schemi concettuali, ma questo non quiere narrare che il mondo sia determinato dai suoi schemi concettuali nostros. Posso ischire o non ischire tutto su chi cherzo, ma su mondo abbarra da su chi este. È di importo non confondere ontologia con epistemologia, torna a narrare Ferraris, se non vale su principio non bisogna fatto, ma solo interpretazione.
Si tenimos fide a questo principio, podemos affermare che Bellarmino e Galileo tenían ambos ragione e chi mancari Bellarmino tenia più ragione di Galileo. Si lasciamos su riferimento a un mondo vorano, instabile, indipendente dai schemi, tutto questo è possibile. Esistono solo interpretazioni. Finché a Galileo e Bellarmino, a disputa, a polemica di Galileo, su processo poi che Galileo ha subito, questo è oggetto di interpretazione e non de fatto. È chiaro che Galileo sosteneva su copernicanesimo, Bellarmino e Sagregia sostenevano la dottrina aristotelico-tolemaica, ma tanto siamo in ambito di interpretazione o siamo in ambito di surrealismo? La domanda di fondo è proprio questa. Dunque, abeste una autonomia del mondo conforme a suoi schemi concettuali e a suoi apparatos percettivos. Io posso avere dudas della verità vinzas de todas as esperienze mias, se ne proposto avere dudas del fatto che vi sia da qualche cosa in generale. Contra su positivismo che esaltaia da scienza e contra su postmoderno che la redue da una guerra intra interessos, Ferrari si propone di considerare la filosofia come ente ponte intra il mondo del suo senso comune, del suo valore morale e delle sue opinioni e sul mondo della sabidoria in generale. Si sbaglio de sos postmodernos è stato gusto de guerrere fraigare una sabidoria alternativa a scienza, una sabidoria decostruttiva conforma a scienza. Affermare che tutto questo fraigato da un ubuntu di annotto sociale e che non bisogna fattos ma solo interpretazioni, non è decostruire ma a sarevessa formulare una tesi che lascia tutto come innanzi, tutto come in teste. Surrealismo nuovo de Ferraris ha provocato medas reaziones pro e contra in sta dibatta filosofica attuale. In su 2002 che comincia una dibatta entre Paolo Flores d'Arcais, direttore della rivista Micromega, e Maurizio Ferraris che ad accabare in su mese de Santuaine de su 2020. Questo carteggio filosofico si intitola da Controversia sull'essere, un carteggio filosofico su scienza, etica, politica, religione nella prospettiva della documanità e del materialismo esistenziale. Questo è un libro che fa avere in camera, è veramente di interesse, che ha proprio questo carteggio, questa dibatta tra Ferraris e D'Arcais, e ambos si contestano sal rispettivas a visioni del mondo. D'Arcais contesta a Ferraris che il surrealismo non si libera di avere dai gusti che considera sul rettaggio metafisico e irrazionale dell'ermeneutica. Questo dialogos o mezzus polemos non è pronuda diplomatico e a volte è brivo in maniera albona. Come si di narrare con un'espressione italiana se ne danno di santa ragione, scraro che metaforicamente vai dando, in senso che è proprio una polemica verdadera, una polemica finza a sinchera, potremmo narrare, e che anda da, este forana da gussas dibattas filosoficas meda diplomaticas e finza sono poco ipocritas, in cui ognuno fa che sa valte sua e dunque poi tutto a barra da commentare. Invece se nadimoso che proprio è il bello a biere, dialogare due filosofos, due personalità culturali, come Ferraris e come Flores d'Arcais, che ognuno con sa prospettiva sua, i scientisti gusta de d'Arcais, ontologica gusta de Ferraris, in cui veste proprio una arresono chi fa che da comprendere finza a sollettores in cui che andare a parare questo il duoso intellettuale. Flores d'Arcais, mentre van da Edoardo Boncinelli, che è un genetista e filosofo, sostiene di che non beste ni una firmatura in questa terra che non pozza da punnare a suo titolo de beru prusu de sas affermaduras i scientificas, ducas una visione scientista a tutto campo. Su primo grado desa certeza a disponimento desomine este frunido desa scienzias tostas, scienze dure, di adesso essa voltadura. Scienzias tostas, come al definiti d'Arcais, prosa scale se podimus faidare de veridade e de oggettividade. Dunque solo scienzias tostas, sa fisica, sa chimica, sa biologia, poden dare rispostas a celtas assomine. Questa è la visione scientista. Sa masione della filosofia po Flores d'Arcais è empirismo esistenziale,
realismo esistenziale, naturalismo esistenziale, materialismo esistenziale, biologismo esistenziale, narradissu, finzas a esistenzialismo neuronale. Chi riconosce il suprimato dell'azione come libertà e responsabilità, chi assuma da suprimato della scienza stostas in sa sabidoria, chi rinnove di maniera critica la destruidura di ogni metafisica, di ogni essere o deus o ipostasi, e chi sepere come primargioso del suo punto di annotto filosofico sos problemas della bioetica, del suo multiculturalismo e della crescentes disegualidades sociales della democrazia. Queste sono le tematiche leadas in considero. Ferraris sostiene di contra a sosi scientistas, come Flores d'Arcais, che si scienza non è né garanzia de veridade, che si scienza può far dire e proprio in questa fallibilità è stata sa superiorità sua conforma a Sipse Dixit. L'annado issu, finza a sos aristotelicos, funi narian ipse dixit, l'annado Aristotele, dunque è il vero. Aristotele annado chi su sa terra est in meso a s'universo e su sole sos pianetas inghirian a tundu de sa terra, e ducas ipse dixit. E ducas custa carattere de sa fallibilidade est di importu po Ferraris in si scienza. Ne obbligu de cogenzia, intendinde pro cogente su chi si determina un obbligo che non si può derogare. Una cosa cogente est un obbligo, una cosa che non si può derogare questo obbligo. Bene, finzas impreato in ambito non solo filosofico, ma finzas giuridico. Introdottus as scienzias, sa prus de importu est sa meghina, cussa scienza che finza su prusto stato e turradu de sos antiscientistas non rinunzia a frequentare quando tenne qualche problema di salute. Uno può essere finza antiscientista, ma quando mi intendo male e teso finza una malattia grave ando da su medico, e dunque tutte le convinzioni mie andano a essere tornate a porre in duda. Dunque, senza prospettiva filosofica de Ferraris tocca da fare una parzidura entre ontologia e epistemologia, entre sughi beste, sontologia, e sughi schimoso, epistemologia. Sontologia non si può emendare, non si può correggere, e il gasi è bostu. Se epistemologia è emendabile invece, è scraru, narra Ferraris contestando d'Arcais, che se epistemologia andata innanti, è soggetta a suo progresso, ma solo in sa misura insagale è radicata in sa ontologia. Secondo Ferraris, da ontologia, sughi beste, deriva da sia epistemologia, sughi schimoso, sia etica, sughi depimoso. Ferraris punna da a sa filosofia realista, intesa come conciliazione entre scienza e sensu comune. Su realismo che deve essere un penso desa totalitade, semus istracos narradissu desa tribulia, desa parziduda caionata desa negatividade e desa frammentazione. Dunque, proserrare ontologia su chi bestes, epistemologia su chi schimos, e etica su chi depimos essere in qualche maniera, sono proprio gustoso tres elementos di fondamento de su penso de Ferraris. Può accabare questa puntata, proserrare, il tempo di molnarre, chi bisogna soprattutto in questo due autori, due visioni di su mondo differenti, ambas potete tenere rainas de veridade, da una banda il vero che si scienza stostas, come tenere Flores d'Arcais, sono qualche cosa che non dà una certezza, ma il vero puro che è una visione narra da Ferraris limitata del suo mondo, e la realtà è qualcosa di più complesso, e questa complessità si può tornare a unire in sa concezione ontologica che su proponete. Su tempus es pago che sa dibatta meresse e meda atteru tempus può essere sviluppata, però sa cosa pro d'importo è heredato a su manco, ha chilcato de dare qualche prusu, qualche acclarimento in prusu supera di questa tematica finza che pertoccan s'attualità. Debo storro grazie a posattentu e adiosu, vol dao appuntamento a si bada essere occasione a sa prossima puntata. Adiosu.